Oggi è una giornata triste, molto triste, perché chiudiamo una storia che è ultradecennale, chiudiamo l'ultimo stabilimento, anzi è già chiuso, di compressori totalmente italiani. Io continuo a dire che è stato un errore. Di questo errore un giorno risponderà la politica, poco incline a comprendere che la globalizzazione ha segnato il passo e che decretando la morte del comparto del compressore Made in Italy si è persa l'occasione di prendere in mano la filiera dell'elettrodomestico. Ex ACC Wanbao passa a SES del gruppo Luve, altro mondo, altro settore. In ballo c'è un'avvertenza che guarda in primo luogo alla completa occupazione di chi ha difeso non solo il proprio posto di lavoro, ma la storia industriale della provincia. Ed è commovente vedere i lavoratori come sono stati attaccati fino all'ultimo giorno, fino al portarsi via il cappellino che avevano in azienda. Nella sala riunioni del municipio di Mel oggi il Consiglio di sorveglianza socio-istituzionale ha discusso del ricollocamento di quei lavoratori con il Centro per l'impiego e Assolavoro. Abbiamo solo noi circa posizioni aperte per più di 400 persone in vari settori, quindi presumo, essendo la nostra una posizione che è importante, che possono essere almeno il doppio le posizioni ricercate in questo territorio. La fase è comunque delicata, i 35 esuberi indicati sono potenziali. Domani in regione il 9 al Mise i sindacati chiederanno dettagli su piano industriale e perimetro occupazionale. Tutti sappiamo che c'è sì un'offerta di acquisizione di ACC, però il piano industriale ancora non c'è chiaro nei suoi dettagli. Ma la nostra preoccupazione primaria è che tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici trovino un percorso che gli consenta di avere o una nuova ricollocazione in una nuova azienda o una ricollocazione in altre aziende del territorio, stante la disponibilità che è stata più volte ribadita anche dalla Presidente di Confindustria. Noi, oltre ai lavoratori che andranno nella nuova azienda, noi penseremo anche a quelli che nell'azienda non possono essere assorbiti oggi o nei prossimi mesi e penseremo a dove ricollocarli.